She Want, Natalie Imbruglia, si intitola soltanto Want, però giusto per non confonderla con una vecchia canzone degli Ace of Base. Arrivo subito, pronto! Oh, che piacere, che piacere. Sì, sono io, che piacere. Sì, buongiorno, anche lei. Nancy. Ah, Nancy, bene, l'avevo riconosciuta subito, Nancy. Poi mi chiami Nancy, va bene? Va bene, non ci sono problemi, però posso fare una domanda prima di conversare con lei? Sì. Io ancora aspetto uno schiacciamosche elettronico. Si sente bene, pronto? Va bene, glielo dico un'altra volta, vabbè, ok. Si sente? Sì, adesso la sento bene. Buongiorno, sono Nancy. Sì, vabbè, sì. Sì, noi stiamo facendo perché abbiamo una nuova società, Sì. Io con mio cugino Ignazio. Immagino. Stiamo facendo dei provini. Ah, bene. Lei vuole partecipare? Ma guardi, è vero o è uno Stiamo facendo la scherzo? versione San Giorgesca di San Giorgio. Ah. Di chi vuole essere milionario. Ah, beh, cioè si vincono dei soldi? Certo, sappiamo gli sponsor. Ma allora guardi, può contare su di me tranquillamente. Ma Guardi. ci devo fare il provino. Ma che provino? Ma non c'è bisogno, io Ma faccio. che sapevo, sono lei e babbo, non sapevo Ma rispondere che alle domande, c'entra? facevo la Ma comparsa. che c'entra? Io poi vai faccio. in onda su Tele San Giorgio International. Ma io faccio la radio, che c'entra? Primo Channel. E vabbè, ma dai, Vegetale terrestre. E vabbè, ma che c'entra? Eventualmente facciamo audience. È pronto lei? È pronto? Ma perché devo fare sto provino? Per forza devo farlo. Deve fare il provino, per forza. È pronto? Ma io sono pronto, Oh, ma siete organizzati bene lì, Attenzione. Ecco. Prima domanda. Sì, vabbè. Quanto tempo ho però? Dipende. Ah. Prima domanda. Sì. Qual è la morte del pupo? La morte del pupo, la Ci morte. sono 4 possibilità. Ecco, mi aiuti. Sparato. No. Avvelenato. Anniato. Caciputtata. Anniato, signora, il pupo è in mare, Ma quindi. muore un pupo anniato, scusi, che vive nel mare. Scusi. Vabbè, cioè, rimane così, ingarbugliato tra i tentacoli e. Vabbè, ma non ce n'è un'altra? Facciamo un'altra domanda. Però mi aiuti, signora, mi aiuti però, scusi, cioè io ho acquistato tanti prodotti, lei, sì. Allora. Qual è il supereroe più forte del mondo? Ma questa la so. Ci sono 4 possibilità. Questa la so. Superman. L'uomo ragno. Batman. Oppure Sara Farsapella, sposato, 3 figli, disoccupato. Allora, guardi, signora, su questo sono sicuro. È Superman, perché sa, la criptonite, insomma, Ma che stanno cucchiando? Allora, scusi, ma chi è allora? Scusi. Sara Farsapella, no? Ma perché? Ma io disoccupato, con 3 figli che va avanti nella vita, io un supereroe. Beh, effettivamente ha ragione, signora, ma porca miseria. Una di riserva, signora, me ne dia una di riserva. Ce n'è una di riserva? Quale di questi gruppi musicali ha partecipato a Sanremo? Stai attento, Ci do 4 possibilità. Su questo io sono sicuramente preparato, cioè faccio questo I Negramaro. Sì. I Nero Tavola. Sì. I Cerasuoli. Sì. Pippo e i suoi zibibbi. Scusi, l'ultimo non ho capito. Pippo e i suoi zibibbi. Allora, sono un po' indeciso, devo essere sincero, tra i Negramaro e i Cerasuoli. Però mi dia un aiuto. I Cerasuoli da dove vengono? Di Vittoria. E allora guardi, sono sicuro. I Negramaro, perché i Cerasuoli di Vittoria. Finalmente. Ma lei vuole partecipare? E allora guardi, ho superato la prova. Ci faccio un'altra domanda. No, ma signora, ma ne indovinate 3 su 3, ma dico. Ma che 3 su 3? Che ha detto 2 minchiate allucinanti. Vabbè, ok, vabbè, ne facciamo un'altra, sì. Quale di questi proverbi è esatto? Questo è difficile, perché A. Codiscecco ne fa molo, piglia cauci in docu. No! B. Campa cavallo che prima o poi dal russo. C. Sì. Chi pratica con lo zoppo all'anno diventa ortopedico. Sì, certo. D. Buon tempo e malo tempo non dura tutto tempo. Allora, guardi, signora, su questo sono sicuro, perché è capitato a un amico mio che ha praticato con lo zoppo e poi si è laureato in medicina e si è specializzato in ortopedia. La risposta numero C, signora. Accendiamo? L'accenda, signora. Accendiamo, hai chiesto, troviamo, c'eravamo a fuoco, benzina. Ma che dice questa minchiata? Ma perché, signora? Ma è così, lo sanno tutti. Ci faccio un'altra. Ma scusi, qual era quello giusto? Cioè, giusto per sapere. Vabbè, lasciamo perdere. Lei non può lasciarmi così, però sospeso. Sì. Quale di queste affermazioni è corretta? Sì. A. I cinesi hanno gli occhi a mandorla. B. I brondesi hanno gli occhi a pistacchio. Sì. C. I drogati hanno l'occhio a bambera. D. I capoti abitanti dei Capomolini hanno gli occhi di bue.
Allora signora, guardi, siccome conosco uno che abita a Capomulini, non entro nel dettaglio, dico che assolutamente può accendere la risposta numero 3. Ah no, sì, gli abitanti di Capomulini. Numero 4. Numero 4, ecco. Sì, sì, ma scusi signora, guardi, lo conosco, io conosco uno che abita a Capomulini. Quale di queste affermazioni? I cinesi hanno gli occhi a mandorla, i brondesi hanno gli occhi a pistacchio, può capitare, i drogati hanno gli occhi a bambera, 3. I capomulini, no, i capoti, i capomulinesi, hanno gli occhi di bue. Ecco, giusto, questa è giusta. Va bene, signora, questa va bene, giusta. È troppo scarso. Ma no, signora, io ho bisogno di soldi in questo periodo, mi faccia partecipare, signora. Vediamo che possiamo fare, va. Allora, guarda, non lei posso... si alleni, va bene? Io mi alleno, signora. Nella cultura generale, che in questi giorni ci faccio altre domande. Va bene, signora, però mi raccomando, sia Clemente. No, Nenzo, quale Clemente? No, vabbè, sì, vabbè, sì, però sì, me lo ricordo bene, signora, vabbè. La saluto, la ringrazio, grazie signora. E mi pensi che ho bisogno di soldi in questo periodo. Se milionario, San Giorgio Mescio. Ma quanto si vince però, giusto per sapere? Non lo sappiamo, dobbiamo vedere. Non sappiamo. Lei che ce ne fotti, l'importante è il gioco. Va bene, grazie signora. Buona giornata, arrivederla.